16 Raffaele Loconte, numero 20 Gustavo Guga, numero 21 Gianluca Paciola, numero 22 Mateus Felippino, numero 23 Jefferson, numero 24 Leonardo Del Ferraro, numero 88 Anderson Cabeza, numero 91 Jefferson Titon. Allenatore il mister Leo Tuoto. Vice allenatore Gianluca Giuseppe Presta. Sempre e solo forza Lupi! La vita è un dono immenso che ci è stato concesso e pensare che la si possa perdere a soli 12 anni nel luogo più bello del mondo, il campo da calcio, fa venire i brividi. Perché oggi, al di là di quello che sarà il risultato finale, abbiamo perso tutti. Ciao Mattia, vola in altissimo portando sempre con te la passione per il gioco più bello del mondo e guardaci dall'alto affinché ciò che ti è successo possa non succedere mai più a nessuno. Con il doveroso tributo nei confronti del giovane Mattia Scumaci, un cordiale buonasera da Cristian De Nicolò e benvenuti a Pirossigeno Cosenza Came Treviso, gara valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A di calcio a 5. Come sempre non sono solo, al mio fianco mister Giuseppe Alfarano. Buonasera mister e benvenuto. Buonasera a te, buonasera a tutti. Dunque abbiamo una Pirossigeno Cosenza a caccia di punti dopo lo stop interno con la Roma, dopo lo stop in casa dell'Active Network per 7-3. Pirossigeno Cosenza ancora ferma a quota 0 punti in classifica insieme all'Ital Service Pesaro che ha perso anche ieri contro il Meta Catania. Il Benevento invece si è sbloccato pareggiando a reti bianche proprio contro l'Active Network. Came Treviso che invece arriva in Calabria dopo il pirotecnico 5-5 di Manfredonia, dopo la rimonta subita al Pala Scaloria dove i ragazzi di Silvio Roccia conducevano per 5-2. Andiamo subito a leggere le formazioni partendo dai padroni di casa che si schierano con Del Ferraro e Loconte come portieri, poi Adornato, Capitan Marchio, Chilelli, Bavaresco e Guga, Paciola, Felippino, Jefferson, Cabeza e Titon. Questi 12 agli ordini di Tuoto. Risponde Silvio Roccia con Pietrangelo e Fiorre come portieri, poi Walex, Del Gaudio, Sutton, Giapavieri e Di Guida, per Azzetta, Ugas, Azzoni, Donin e Sacon. Questi 24 a disposizione dei due tecnici. Andiamo a vedere anche i quintetti di partenza: Del Ferraro, Marchio, Jefferson, Titon e Cabeza da un lato, dall'altra parte invece Pietrangelo, Sacon, Sutton, Walex e Giava Vieira. Parola a mister Alfarano. Mister, che partita ti aspetti? Beh, mi aspetto una partita combattuta come al solito per quello che è il carattere della Pirossigeno e per la forza della Came Treviso. Obiettivamente in questo momento la necessità dei 3 punti per la Pirossigeno è fondamentale, quindi ci potrebbe essere anche un inizio un attimino a rilento, però sai, dal punto di vista tecnico mi aspetto una gran bella partita. Sono due squadre forti e vedremo secondo me diversi gol. Primo pallone del match che viene mosso dalla Pirossigeno Cosenza, la quale attacca dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi. Subito Cabeza cerca Macchio, trova la deviazione di un avversario, recupera Del Ferraro all'interno della propria metà campo. Titon può puntare Walex, va da Cabeza, ancora Titon alla conclusione, respinge Giapaviera, poi Jefferson e dei rossoblù. La prima occasione del match con il tiro di Jefferson dopo 19 secondi. Ha già rimesso in gioco la Came. Walex a cercare e trovare Capitan Giapa che perde il pallone. Cabeza calcia a palo, poi Pietrangelo, ancora Cabeza sulla figura del portiere della nazionale, poi Titon alto, ma in partita fortissimo la Pirossigeno Cosenza. 2 occasioni in 33 secondi. 2 occasioni importanti. La prima sul rimorchio di Titon, scarico per il pivot per Cabeza, calciate di punta, e poi questa che abbiamo appena visto. È partita forte la Pirossigeno. È partita forte a caccia di quei 3 punti che mancano in questo campionato, quella vittoria che può liberare soprattutto mentalmente, può sbloccare soprattutto mentalmente la formazione di Leo Tuoto, fin qui sempre perdente. Walex a cercare Sutton, poi la conclusione di Giava Vieira, pallone che termina sul fondo. Si fa vivo anche il pivot ex Cosenza Futsal con la maglia numero 12.
Del Ferraro a rimettere in gioco. Pallone verso Jefferson. Gioco che viene fermato per una trattenuta di Cabeza ai danni di Walex. Primo fallo del match, calcio di punizione a favore della formazione in maglia azzurra. Sakon per Sutton. Quindi Walex sull'out di destra può puntare Titon, preferisce andare da Giapa. Marchio lo tallona, non arriva il numero 12. Scontro tra capitani in questa circostanza. Del Ferraro blocca il pallone. Titon per Jefferson, cerca Cabeza, pallone impreciso, spera che termina direttamente al di là della linea bianca. Sarà rimessa laterale per la Came Treviso. Da un lato i 4 gol di Cabeza, dall'altro però i 4 gol di Sakon, mister, entrambi a una rete dal capocannoniere Borruto, dai capocannonieri Borruto e Fortino anzi. Ma sì, ormai tutte le squadre di Serie A hanno nel roster un capocannoniere, hanno nel roster comunque giocatori importanti. La partita è cominciata benissimo, sia da una parte che dall'altra. Stiamo notando anche molta fisicità comunque ed è una cosa importante, vuol dire che c'è tanta adrenalina da parte di entrambe le squadre. Il terminale offensivo, Cabeza da una parte e anche Giapa Vieira, non dimenticare Giapa Vieira oltre che Balex, quindi ci divertiremo. 3 gol già all'attivo per il pivot che vanta tanta esperienza in questo campionato, nonché tanta esperienza con la maglia della nazionale italiana. Sicuramente non ha bisogno di presentazioni Giapa Vieira, che torna dopo 8 anni al Palacosenzia, mancava qui dal lontano 2016 quando giocava nel Cosenza Futsal, perché l'anno scorso era squalificato quando la Came Treviso venne a giocare a Cosenza. Nel frattempo Titon si allunga troppo il pallone sul tocco di Cabeza, non deve intervenire Pietrangelo, pallone sul fondo. A proposito di grandi giocatori, abbiamo parlato dei pivot, ma anche l'estremo difensore della Came, ricordiamo essere il portiere della nazionale. Sì, è rientrato da poco, ha fatto la 2 giorni. Sì, anche dalla Pirossigeno, dalla parte della Pirossigeno comunque non ci dimentichiamo che c'è il Del Ferraro, che comunque è considerato uno dei portieri emergenti, uno dei migliori anche lui in questa Serie A, soprattutto per la sua capacità di impostare dal basso con i piedi. Walex, pallone per Giapa Vieira, quindi Sutton, Sakon, punta Cabeza, finisce a terra il numero 89, tutto regolare secondo il direttore di gara. Del Ferraro a rimettere in gioco il pallone, Titon, sfera dall'altra parte dove c'è Marchio, può puntare Sutton, torna da Jefferson che ha fatto il suo debutto in maglia rossoblu sabato scorso contro l'Active Network. Nel frattempo Sakon può andare alla conclusione, tallonato da Marchio, finisce a terra il numero 89, cartellino giallo per il capitano della Pirossigeno Cosenza, primo ammonito del match e punizione per la Came. Qui brutta palla persa da Jefferson, che nel tentativo di andare a scaricare sulla banda a sinistra ha trovato l'anticipo di Walex e poi chiaramente non ha avuto alternativa Marchio se non mettere a terra Sakon per quello che è il secondo fallo di squadra della Pirossigeno. Queste sono le palle più brutte da perdere, perché si subisce in automatico una transizione negativa. La forza di Paride, di Marchio, quella di rientrare comunque alle spalle del pivot dell'attaccante della Came, l'ha portato a far fallo al limite dell'area e a prendere anche il giallo. Nel frattempo prima sostituzione del match, perché al posto di Sutton entra Enrico Donin, ex giocatore di Olimpia Verona e Savia Testa Mantova, arrivato in estate alla Came Treviso. Finora una realizzazione per lui. Walex a battere il calcio di punizione, o forse Sakon, vedremo chi andrà. Va Walex che tocca per Sakon, calcia il numero 89, trova la deviazione di Jefferson, pallone che termina in corner. È rientrato Sutton al posto di Donin. Telecamere che vanno a cercare Gustavo Bavaresco, qua pallone deviato e poi sull'incertezza di Del Ferraro arriva come un rapace d'area di rigore Giapa Vieira che fa 1-0 e in vantaggio la Came Treviso con il 6º gol in campionato del proprio bomber. Giapa Vieira fa 1-0 al minuto numero 2:34. Sì, c'è stata una palla imbucata dentro l'area e credo ci sia stata anche una deviazione che in qualche maniera ha messo Del Ferraro fuori gioco. Ha messo fuori gioco Del Ferraro, poi l'estremo difensore della Pirossigeno Cosenza ha cercato
di arpionare quel pallone, toccandolo però in maniera beffarda, in quanto un rapace d'area di rigore come Giapa Vieira sicuramente non si è fatto dire, non si è fatto pregare due volte, e una volta trovato il pallone vagante all'interno dell'area di rigore. È quello che dicevamo prima, tutte le squadre hanno nel roster dei capocannonieri, dei giocatori importanti che hanno il gol nel proprio DNA, e Giapa Vieira è uno di questi. Chiaramente Giapa Vieira, come abbiamo già detto ampiamente, non è un pivot che scopriamo oggi, non è un pivot che scopriamo quest'anno, non è un pivot che scopriamo da quando è alla Came Treviso. Del Ferraro pallone lungo, cerca e trova Cabeza, ricomincia la Jefferson, quindi Titon vuole puntare, perde il pallone, recupero di Walex, tu per tu con Del Ferraro, Walex precisissimo, il numero 7 che con il mancino manda Del Ferraro dall'altra parte, deposita sul secondo palo, 1-2 terrificante della Came Treviso, assegno Walex 0-2 dopo 3-19. E immediato time out chiesto da coach Tuoto, che vuole sicuramente riordinare il proprio scacchiere tattico. Pirossigeno Cosenza che in quasi un minuto, in poco meno di un minuto, 45 secondi d'orologio per la precisione, ha subito prima l'1-0 di Giapa Vieira, poi il 2-0 targato Walex. Time out necessario per fermare questo trend negativo che ha subito la Pirossigeno. Primo e secondo gol sono due transizioni negative, due palle perse a metà campo, una ripartenza micidiale in entrambi i casi, e la Pirossigeno ha subito l'1-2 in pochissimo tempo. E vedremo quale sarà la capacità di reazione della formazione di Tuoto, che ricordiamo aver reagito 2 settimane fa contro la Roma allo svantaggio per 1-0, rimontando e poi subendo chiaramente la controrimonta. Sappiamo bene che il match è terminato 6-3 a favore degli uomini di Dorto, che nel frattempo si sono fermati per la prima volta ieri nel big match, nello scontro diretto sul campo delle Così di Genzano, che ha visto anche debuttare in Italia un certo Ricardinho, il quale ha disputato i suoi primi minuti sui parquet del bel paese, in questo caso sul parquet del Pala Cesaroni chiaramente. Dunque si riprende a giocare dallo 0-2, Cabeza sul punto di battuta del calcio d'inizio. Possiamo dire che la partita della Pirossigeno Cosenza deve necessariamente iniziare in questo momento. Ma sì, assolutamente, 16:40 alla fine del primo tempo, altri 20 per tutto il secondo tempo, quindi che si rimbocchino le maniche e che comincino a lavorare nuovamente. Nel frattempo pallone in profondità di Del Ferraro a cercare e a trovare Titon, il quale però dopo il controllo di petto non è riuscito a mantenere bassa la sfera. Pallone che dunque è terminato alto sopra la traversa della porta difesa da Lorenzo Pietrangelo, che adesso va a rilancio lungo, troppo lungo per Giapa Vieira, che però approfitta dell'errore di marchio. Ancora Giapa sfortunato in questa circostanza, perché dopo che la sfera era stata deviata nuovamente dal capitano rossoblu era diventata sporca per quello ospite, e quindi Giapa Vieira non è riuscito a ribadire in porta. Came Treviso però vicina nuovamente al gol dello 0-3. Pericolosissima, pericolosissima, come è stata pericolosa poco fa la Pirossigeno, sempre con una verticalizzazione. Titon, pallone verso Jefferson, si gioca con Del Ferraro alto, poi servito Cabeza, vuole puntare Walex in 1 contro 1, perfetta qui la chiusura del numero 7 in fallo laterale. Jefferson chiama il pallone, lo riceve, poi scarica il sinistro che termina alto sopra la traversa. Lo rivediamo nel replay. Conclusione sbilenca da parte dell'ex giocatore del Toris Lido di Ostia, tra le altre campione d'Europa con il Benfica. Jefferson sicuramente anche lui non ha bisogno di presentazioni, debutto in gare ufficiali al Pala Cosenza, visto che le prime 2 giornate scontava una squalifica relativa proprio al periodo di militanza nei Capitolini. Ha fatto il suo debutto a Viterbo, ha anche colpito un palo. Adesso esordisce in casa, calcio d'angolo per la Came. Nel frattempo pallone sul secondo palo a cercare Giapa Vieira, poco arretrata questa sfera da parte di Sacon. Altra occasione però per la Came, che si è resa pericolosa. È entrato anche Filipigno insieme a Chilelli e Bavaresco, primi minuti sul parquet per tutti e tre.
Rimessa già battuta da Titon del Ferraro. Pallone profondo a cercare di trovare Bavaresco, controllo di petto, conclusione, blocca Pietrangelo. Sutton. Ora Walex. Si fa rivedere Sutton, pallone lungo, non può arrivare Giappa, blocca del Ferraro, rimette subito in movimento Felipigno. Quindi Chilelli viene a prendersi la sfera, spalla alla porta il numero 9, pallone per Bavaresco, il quale vince il rimballo, non tiene però il pallone all'interno del rettangolo di gioco e dunque il fallo laterale già battuto per la formazione nerazzurra. Pallone lungo, esce del Ferraro di testa in anticipo su Sutton, altro fallo laterale per la Came. Sutton da Donin, cerca l'imbucata, trova l'intervento di Adornato solo per un attimo, recupera di Guida che poi prova ad andare alla conclusione, anzi è Razzoni. Pallone che è terminato sul fondo, girandola di cambi anche per Silvio Rocia, è entrato in campo Azzoni, è rientrato Donin. E restano invece rispetto allo starting five Sutton e Giappa Vieira. Roster sicuramente profondo, pure quello della Came Treviso, che può far fede dalla panchina risorse come Azzoni, risorse come Di Guida, lo stesso del Gaudio che ancora non è entrato l'anno scorso decisivo al Palacosenzia a trovare il gol del definitivo 2-2 a poco più di 30 secondi dalla sirena. È un roster importante, non stiamo noi a parlare adesso della Came, come vedi è un roster profondo. Per tenere l'intensità alta è fondamentale aumentare le rotazioni. La Came come la Pirossigeno, anche la Pirossigeno in questo momento ha cambiato tutto il quartetto, sì, ha cambiato tutto il quartetto, quindi come vedi è giusto per tenere l'intensità altissima e a questi livelli è fondamentale. La Came è quella classica squadra profonda, insidiosa, ostica, che a inizio anno nessuno dà nel novero tra le favorite, ma sicuramente è la squadra che più di tutte può dar fastidio a chiunque in questo campionato, per esperienza, per trascorsi e soprattutto per colui il quale è seduto in panchina, Silvio Rocia. Bavaresco verso Felipigno, quindi Adornato, torna dal 10. Servito Felipigno, intercetta e recupera di Guida. L'ultimo tocco è il suo, secondo il direttore di gara, rimessa laterale a favore dei rossoblù. Davanti alla panchina della Came Treviso Adornato converge centralmente, poi perde palla sulla pressione di Giappa Vieira, quindi Donin calcia col mancino, trova la deviazione dell'ex giocatore della Corma Reggio Calabria, riparte Felipigno molto bene, salta un avversario, pallone tenuto in campo, poi Adornato, la parata di Pietrangelo, decisivo qui il portiere della nazionale. Bavaresca alla battuta del fallo laterale, pallone che passa tra le gambe di Pietrangelo, di Guida e Adornato non la tocca nessuno, rinvio dal fondo. Altra occasione qui per la Pirossigeno. Pirossigeno che sta dimostrando di essere viva. Nonostante lo 0-2, chiaramente. Sei tu mister che mi insegni che nel calcio a 5 fino all'ultimo secondo le partite non sono mai chiuse. Nel frattempo Chilelli prova ad andare da Bavaresco, trova la deviazione di Azzoni, se non vado errato, trova anche il fallo laterale. È entrato del Gaudio nel frattempo. Adornato, pallone per Chilelli, quindi Bavaresco vuole puntare Donin, calcio a Bavaresco, secondo palo, deviazione ingannevole qui da parte di Azzoni, ma è ancora una volta miracoloso Lorenzo Pietrangelo che con un gran riflesso evita l'autogol, evita la marcatura dell'1-2 e non a caso è il portiere della nazionale. Molto ma molto reattivo. Tra l'altro la nazionale di Cocci Samperi che nell'ultima settimana ha fatto il proprio debutto sulla panchina degli azzurri con 2 vittorie, per una rete a 0 prima e per 8-0 poi in entrambi i casi contro la Norvegia. Titon, pallone verso Bavaresco, ora Chilelli, tocca all'indietro per Bavaresco, Felipigno anticipato solo per un attimo da Di Guida, fallo laterale per la Pirossigeno Cosenza. 12:52 all'intervallo, ancora di 0-2 il punteggio. Titon vuole puntare Donin, pallone imbucato, 3 tocchi, vorrebbe un tocco con la mano Chilelli, lo vorrebbe tutto il Palacosenzia a regolare l'intervento di Guida,
secondo il direttore di gara si continua a giocare. Felipigno cerca e trova Chilelli, tallonato da Azzoni, non arriva Bavaresco, arriva Titon che può puntare Donin, 1 contro 1 che si ripete. Titon calcia, trova la deviazione di un avversario, si tratta di Jack Azzoni, ancora fallo laterale rosso-blu. Si alzano però i giri del motore della Pirossigeno Cosenza. Bavaresco la tocca per Titon, conclusione che ha trovato la deviazione ancora di Guida, sempre out. Titon, nuovamente Bavaresco, Felipigno, questa volta è lui che vorrebbe puntare Donin, si va da Titon, dentro per Chilelli, azione corale magistrale della Pirossigeno Cosenza. Titon, spalle alla porta, ha il senso giusto, non calcia, sì. Serve Chilelli che a porta vuota deposita il gol dell'1-2 e di nuovo rientrata la Pirossigeno Cosenza con il gol del 9, con il gol di Tiziano Chilelli, 2-1. Bella giocata su palla inattiva, una rimessa laterale opposta a palla, c'è stato questo giro palla con Titon che anziché calciare come hai detto tu ha messo la palla dentro per Chilelli. Primo gol in campionato per Tiziano Chilelli, è il gol che vale l'1-2, ma come sottolineavi tu mister, grande azione corale della Pirossigeno Cosenza e grande intelligenza tattica di Titon che nonostante fosse a centimetri dalla linea di porta ha sentito Pietrangelo alle sue spalle e ha servito sul secondo palo. Il solissimo Chilelli prova a reagire subito alla Came per riportarsi a +2. La conclusione di Del Gaudio viene ribattuta, poi Felipigno lascia scorrere in out. Donin, colpo di testa da parte di Felipigno, lo stesso fa Sacon, alza il pallone del Gaudio, lo mette a terra Donin per Pietrangelo, pallone che termina direttamente in tribuna. Fallo laterale a favore della Pirossigeno Cosenza. Felipigno, sfera scaricata a Bavaresco, la vorrebbe del Ferraro che la riceve. Occhio alla pressione di Del Gaudio, si va da Felipigno, sulla parallela c'è Bavaresco, occhio che la Came è un po' scoperta, infatti Titon riceve in aria, ma c'è la grande parata di Lorenzo Pietrangelo, decisivo ancora una volta il portiere della nazionale, qui veramente straordinario. È straordinario, come straordinaria è stata l'uscita dalla pressione da parte della Pirossigeno. Errore, nel frattempo conclusione di Cabeza, ancora una volta la parata di Pietrangelo. Abbiamo rivisto nel replay l'occasione per la Pirossigeno Cosenza. Adesso Cabeza riceve e calcia, pallone sul fondo. Prove del gol pure per il bomber rosso-blu. Nel frattempo è entrato Jefferson in campo. E adesso la Pirossigeno Cosenza va con il quartetto dei brasiliani. Walex, pallone a cercare e trovare ripetutamente Sutton, quindi Del Gaudio, Sacon, Walex taglia Sacon che riceve la sfera, qui gol impreparata, la retroguardia della Pirossigeno Cosenza, bravissimo Bavaresco ad anticipare il pallone per Del Gaudio sul secondo palo, poi imprecisa questa sfera a rimorchio per Sutton. Grande giocata qui di Bavaresco, ma errore in imbucata. Sì, c'è stata questa palla imbucata in mezzo, Cabeza che si è dimenticato l'uomo e l'uscita di Bavaresco ad andare a coprire e a risolvere la situazione. Però ci vuole una maggiore attenzione perché quando si porta pressione sulla prima linea l'opposto a palla deve stare molto attento proprio alle imbucate centrali. Jefferson riceve, converge verso il centro e calcia, trova ancora una volta la parata di Pietrangelo che chiude in corner e si arrabbia con la propria difesa, rea di aver lasciato calciare con il mancino il numero 23 che sicuramente non ha bisogno di inviti a nozze particolari per calciare da quella posizione. No, beh, a questi livelli. Pallone ancora per Cabeza, conclusione ribattuta da Walex. Partita viva comunque, quello che avevamo detto all'inizio. Possiamo evidenziarlo come scontro diretto, anche se in realtà è presto per dare degli obiettivi a queste due formazioni. Bavaresco, pallone all'indietro per Cabeza, punta Sutton, quindi Titon, nuovamente del Ferraro che sale, Walex in prima linea, Titon verso Cabeza che si gira, conclusione
che viene ribattuta da Sutton. L'ultimo tocco è dell'ex pivot di Savia Testa Mantova dell'84, rimessa laterale a favore della Camera. Sto notando comunque delle varianti nel sistema di gioco della Pirossigeno. Alterna per non dare punti di riferimento, una pressione alta ad una gestione tranquilla anche della palla, con Del Ferraro che sale a fare il quinto di movimento, cerca di mantenere l'imprevedibilità. Chiaramente la Pirossigeno Cosenza non è più come la scorsa stagione una formazione neopromossa, di conseguenza conoscendola, essendo conosciuto ormai da tutte le squadre del massimo campionato italiano, quando sale Del Ferraro in linea di massima c'è un'attenzione maggiore visto la qualità che ha nei piedi l'estremo difensore rossoblu, giunta alla sesta stagione con la compagine cosentina. Proprio adesso Del Ferraro mette fuori, nel frattempo ammonito anche Giapa Vieira, che diventa il secondo ammonito del match dopo Marchio. Rimessa laterale a favore della Camera Treviso, Sutton in battuta, è entrato anche Azzoni. Sutton dentro per Giapa Vieira, il problema di girarsi, lo fa molto bene Giapa, la gran parata di Del Ferraro, non è finita. Sutton punta Capesa che lo ferma molto bene, occhio alla transizione della Pirossigeno Cosenza, Capesa calcia, deviazione di Walex in corner. Qui avevamo visto un'altra volta come Giapa riesca a girarsi con una facilità disarmante all'interno dell'area di rigore, e non sicuramente per demeriti della retroguardia cosentina quanto per meriti suoi. No, in questo caso comunque è stata brava la difesa anche della Pirossigeno, c'è stato un cambio di marcatura dentro l'area e un intercetto di palla di Cabezza, transizione positiva per la Pirossigeno. Titon servito da Del Ferraro, quindi Marchio, ora Jefferson stabilmente sull'out di destra, pallone imbucato per Cabeza che finisce a terra, tutto regolare per il direttore di gara, 3 contro 3, Giapa Vieira per Sutton, vuole puntare Jefferson che lo aspetta lì, Sutton, conclusione ribattuta dal 23, non è finita, ancora Cama in possesso, Azzoni per Sutton, ancora a puntare, doppio passo di Sutton, chiude Titon, deviazione di Jefferson, alla fine completa il disimpegno Cabeza che lascia lì per Jefferson. Ora Marchio, Cabeza vuole puntare Walex, lo salta molto bene il numero 88 che poi viene chiuso in fallo laterale da Giapa, rimessa a favore della Pirossigeno Cosenza a 8:48 dall'intervallo, dentro per Felipigno per Jefferson e dentro anche Sacon per Azzoni. Sembrano essere proprio 2 1 contro 1 studiati sia da Tuoto che da Silvio Rocia, il Felipigno contro Sacon. Sì, si sta giocando su marcature specifiche, una bella partita a scacchi tra due allenatori che a scacchi hanno dimostrato di saper giocare molto bene. Titon calcia, ribatte proprio Sacon. Nel frattempo direttore di gara che ferma il gioco perché è richiesto l'intervento dello spazzolone. Nel frattempo vi ricordiamo che in contemporanea si sta giocando al Palalavinium di Pomezia il match tra i rossoblù padroni di casa e la L84, al momento in vantaggio la formazione torinese per 1-0 grazie al gol di Rocia. Vi ricordiamo anche che si tornerà in campo già in settimana per il primo turno infrasettimanale della stagione. Con la Pirossigeno Cosenza che andrà a far visita ai campioni d'Italia del Meta Catania che l'anno scorso caddero al Palacosenzia. Nella giornata di mercoledì alle ore 17 invece la Camera giocherà alle 20:30 ospitando la capolista Feldieboli. Finora punteggio pieno. Ecco mister. Sono due partite un attimino complicate per entrambe le squadre, però quest'anno il livello della Serie A si è alzato notevolmente. Secondo me non ci saranno partite facili da qui alla fine.
proprio per quello che ti ho appena detto. Quindi intanto pensiamo a questa partita, pensiamo a Kame Pirossigeno, al termine di questa, che sarà sicuramente una partita spettacolare da qui ad altri 28 minuti. E poi le due squadre penseranno effettivamente a quello che sarà Mete e Eboli, che sono due tra le candidate, come hai detto tu, a vincere comunque lo scudetto, che tra l'altro si sono affrontate la scorsa settimana al Palacatania con la vittoria per 1-0 della formazione rossoblù, che è ancora a punteggio pieno in classifica insieme alle Così di Genzano, attendendo la L84 che sta vincendo a Pomezia, con la Roma che ieri ha perso i primi punti proprio nel derby Genzano, sì, di alta quota. Nel frattempo Felipigno va alla conclusione, ribattuta da Sacon, blocca Pietrangelo. Servita adesso l'89 al proprio estremo difensore, quindi Walex nuovamente per Sacon. Walex, c'è già Bavieira in agguato, si va da Sutton. Walex nuovamente Sutton, può puntare Chilelli, può essere un mismatch. Già Bavieira torna da Walex, isolamento per il 7 contro Felipigno, passa sull'esterno. Walex che prova a saltare anche Del Ferraro, che lo chiude regolarmente secondo il direttore di gara. L'ultimo tocco qui da parte del numero 7, che chiede scusa, sgambetto involontario da parte sua. Se ne accorge anche il direttore di gara, che va a chiarire subito la posizione. Le proteste di Capitan Marchio. Nel frattempo mancano 7 minuti e mezzo all'intervallo, partita bellissima finora, lo ricordiamo, il punteggio è di 2-1 a favore della Kame grazie ai gol di Gia Baviera e di Walex, a cui ha risposto momentaneamente Tiziano Chilelli. Ecco, a proposito di partite non scontate, mister, potremmo tranquillamente fare l'esempio dei match di ieri, con la Feldieboli che a Manfredoni ha vinto di misura per 1-0. È lo stesso concetto il 2-1 del Napoli contro lo Sporting Sala Consilina, cioè ha vinto di misura il Napoli. Nel frattempo errore di Pietrangelo, quindi Bavaresco viene fermato da Walex, che esulta come se avesse realizzato un gol, e ne ha tutte le ragioni del mondo. Dicevamo, mister, partite scontate in questo campionato non ce ne sono. No, io mi sono già convinto di questa cosa. Adesso le squadre si stanno... Nel frattempo recupero di Giapa, Walex, l'intervento determinante di Del Ferraro, errore in disimpegno qui per la Pirossigeno Cosenza, salvata dal proprio estremo difensore. Hai visto nuovamente un errore in disimpegno nella metà campo e immediatamente una transizione negativa. In questo caso è stato bravo Del Ferraro ad evitare il terzo gol. Rimessa già battuta Walex, pallone che termina altissimo, tocca addirittura il tetto del Palacosenzia. Del Ferraro è pronto a rimettere in gioco, pallone lunghissimo per Chilelli, che prova ad andare sul secondo palo nella terra di nessuno, dove c'è solo Pietrangelo a bloccare. Walex scambia con Di Guida, ancora Walex, vuole puntare Bavaresco, pronto il raddoppio di Felipigno, passa molto bene Walex, pallone dall'altra parte, Azzoni calcia, sfera sul fondo. Kame Treviso. Beh, però abbiamo notato la seconda volta di fila che Walex punta l'avversario e nonostante sia un mancino va a giocare sul suo lato debole per andare a chiudere la giocata di destro e mettere in difficoltà la difesa della Pirossigeno. Un'altra cosa che ho notato che mi piace molto è il sistema di gioco della Kame. Giocano a 4 per non dare punti di riferimento e poi verticalizzano rapidamente. Andare ad aggredire poi lo spazio nella metà campo avversaria, che mette davvero grossa difficoltà. Anche lo stesso portiere, lo stesso Pietrangelo, recupera immediatamente palla per andare a verticalizzare sempre sul pivot. Insomma, anche loro da questo punto di vista lavorano molto sull'imprevedibilità. Forse l'unica cosa, non dico prevedibile, ma che abbiamo visto con una certa regolarità è il tentativo di Walex di puntare l'avversario, spesso in isolamento. Sì, è tecnicamente un giocatore importante, però non è prevedibile, quello che ti dicevo prima. È un mancino che quando gioca a destra dovrebbe, per caratteristiche e per lato forte, accentrarsi e chiudere la giocata. Invece 2 volte che punta l'avversario va a calciare e chiudere la giocata col piede debole. A proposito di accoppiamenti specifici di cui parlavamo prima, esce Chilelli, entra Cabeza, di conseguenza esce Azzoni, entra Sacondo. Sì. Rimessa laterale a favore della Kame Treviso, 6:18 all'intervallo, 2-1 il punteggio per gli uomini di Silvio Rocia. Di Guida verso Giapavieira, protegge il pallone il capitano della Kame, poi Walex
ancora in isolamento a puntare Bavaresco. Di Guida. Questo comunque ci fa capire la profondità delle due rose, quello che dicevamo prima. Ultimo tocco qui di un giocatore in maglia rosso-blu, rimessa laterale a favore della Kame con Di Guida sul punto di battuta. E ovviamente nel discorso della profondità chiaramente è incluso la contestuale, il contestuale livello di qualità che rimane inalterato. Assolutamente, assolutamente. Walex qui ha calciato sul fondo, il Ferraro ha già rimesso in gioco, Cabeza a terra, regolare l'intervento di Guida per il direttore di gara, parte proprio il numero 14, Walex ancora conclusione col mancino, sfera che termina alta. Paradossalmente sta calciando meglio col destro che con il sinistro Walex. Sì, ha messo in difficoltà la Pirossigeno in quelle due giocate sul suo lato debole. Nel frattempo recupera palla qui da parte di Donin e Kame che sta provando. La Kame lavora molto di pressione sulla prima linea, in questo caso Donin e Giapa, ma l'hanno già fatto altre volte. È una prima linea che non si fa portare via dall'uomo. Nel frattempo Tidon, conclusione che è terminata alta. Dicevo, è una prima linea che non si fa portare via dall'uomo, non è una marcatura individuale, vanno a chiudere molto le linee di passaggio, mettendo in difficoltà effettivamente la Pirossigeno. Stanno anche giocando con un sistema di gioco molto particolare, perché finora hanno mantenuto il pivot in campo che è stato Giapa Vieira, però allo stesso tempo lo hanno allontanato molto da quella che è la sua posizione naturale, proprio per non dare punti di riferimento. Questo ti fa capire l'intelligenza tattica di Giapa Vieira, che è un pivot che può giocare tranquillamente sia 3-1 che 4-0. Cabeza, pallone per Marchio, cade a terra, si rialza, tallonato, commette fallo segnalato dal direttore di gara, terza infrazione per i rossoblù. Deve stare attento Capitan Marchio perché ha ammonito oltre a lui solo Giapa Vieira. E ancora di più a marcare l'intensità sottolineiamo come è vero la Pirossigeno abbia commesso 3 falli ma la Kame 0, ciò significa che i momenti morti di partita sono stati veramente ridotti al lumicino. Ti posso dire un plauso lo farei anche agli arbitri che in questi 16 minuti hanno secondo me diretto bene, hanno lasciato giocare tante situazioni dove ci sono stati dei contatti, però il bello del calcio 5 è anche questo. Allo stesso tempo hanno ammonito quando c'era da ammonire in modo da non rendere la partita nervosa. Nel frattempo conclusione di Sacon, prova 2 volte qui il numero 89, pallone bloccato del Ferraro. Titon verso Tornato, ancora Titon, scambiano i due sulla pressione di Giapa Vieira, esce molto bene Tornato che guadagna fallo laterale dopo la deviazione di Sutton. Abbiamo visto quello che abbiamo detto proprio poco fa, una prima linea che va in pressione in diretta, punto di nel frattempo Cabeza si libera dell'avversario e colpisce il palo a un passo dal 2-2 la Pirossigeno Cosenza. È già ripartita la Kame, Giapa, la parata di Del Ferraro. Occasione da una parte, occasione dall'altra qui. Prima con Cabeza, lo rivediamo che colpisce il palo e poi sulla controtransizione ci aveva provato Giapa Vieira. e 17 al termine della prima frazione di gioco. 1-2 ancora il punteggio. Necessario è stato l'intervento dello spazzolone. È quasi tutto pronto per la ripresa del gioco con il calcio d'angolo a favore della Kame. Del Ferraro respinge, poi Cabeza prova a ripartire facendo tutto da solo, calcia verso la porta, pallone velleitario che termina direttamente sul fondo. Sutton, pallone per Donin che tocca per Del Gaudio. Sacon verso Donin, in parallelo ha servito Sacon che ha tagliato molto bene, prima di lui però Anderson Cabeza che ha seguito la diagonale. E volevo evidenziare la ripartenza di Pietrangelo, una Pirossigeno che era andata in pressione alta lasciando il pivot nell'1 contro 1. I due esterni si sono un attimino abbassati, si sono stretti, Pietrangelo ha cambiato, anziché giocare sul pivot ha scaricato facile e sono ripartiti dalla sua area di rigore.
Nel frattempo qui ci aveva provato Sacon, che a 2 tocchi non è riuscito a indirizzare la sfera verso la porta difesa del Ferraro, e nel frattempo è entrato anche Jefferson per Adornato, servito proprio ora il 23, che trova la deviazione di Del Gaudio con un braccio non secondo il direttore di gara. Del Ferraro lancia lunghissimo, pallone che termina direttamente sul fondo. Pietrangelo a rimettere la sfera in movimento. Sacon cerca e trova Donin, da questi a Del Gaudio, tallonato da Bavaresco che lo depreda del pallone. Tidon, Jefferson, ancora Bavaresco, vuole puntare, pallone in mezzo alle gambe di Sacon. Cabeza spalla alla porta, tocca per Tidon, conclusione di punta ribattuta, non è finita, ancora Cabeza, attende il movimento di un compagno, poi si gira, trova la deviazione di un attentissimo Enrico Donin, sarà fallo laterale. Molto attenta qui anche la retroguardia della Camera. Bavaresco alza la sfera per Cabeza, controllo, conclusione con deviazione notata dal direttore di gara. Sarà corner ancora una volta per i rossoblù. A 3:16 dalla sirena del primo tempo. Jefferson alla battuta del corner, dentro per Bavaresco che non riesce a girarla verso la porta. Occasione colossale qui per il rossoblù, a un passo dal 2-2 con Gustavo Bavaresco. Immediato time out chiesto da Silvio Rocha. La sensazione, mister, è che questa partita stia vivendo di tante occasioni da gol, ma si decida poi alla fine, si possa decidere nei dettagli. Sono i dettagli che fanno la differenza, soprattutto a questi livelli. L'abbiamo detto prima, una partita a scacchi dove, nonostante la forza delle difese, perché oggi le difese stanno lavorando decisamente bene, nonostante la forza delle difese ci sono state diverse occasioni, anche se in questo caso le occasioni sono state su transizioni, su palle perse nella metà campo, su ripartenze che 2 volte hanno portato la Came a far gol, e su quel giro palla bellissimo della Pirossigeno che ha accorciato le distanze con Chilelli. Partita a scacchi, ma 2 allenatori anche molto pazienti hanno proprio la stoffa del giocatore di scacchi. Ha modificato qualcosa Silvio Rocha mettendo in campo Del Gaudio. Del Gaudio è più pivot rispetto a Giapa, è uno che cerca di più la profondità e la fisicità, anche se in questo momento sta giocando da 4. Chiaramente pericolosissimo il numero 9, e lo ha dimostrato anche l'anno scorso con il gol che è balzo il 2-2 nel match di marzo tra rossoblù e nerazzurri. Nel frattempo rimessa laterale per la Came, pallone alzato per Sacon, doppia conclusione, si immola 2 volte Jefferson che viene colpito in faccia, ma è determinante qui per salvare la Pirossigeno Cosenza, prima con il petto e poi con il volto. Jefferson come Pessoa qui decisivo sulla doppia conclusione di Sacon. (3:04) all'intervallo, ancora di 1-2 il punteggio. Calcio d'angolo a favore della Came. In battuta come sempre Sutton, vediamo se cercherà lo schema precedente. È così, Sacon prova a piazzarla quasi con una giocata da calciatore, pallone che termina alto. 180 secondi precisi all'intervallo. Pirossigeno Cosenza caccia del pari, pallone impreciso qui di Jefferson per Cabeza, sfera restituita alla formazione di Silvio Rocha. Entra per la prima volta nel match anche Jacopo Ugas al posto di Del Gaudio e rientra Chinelli. Ecco, Came che finora aveva sempre giocato con almeno uno tra Giapa Vieira e Del Gaudio in campo, adesso non c'è nessuno dei due, c'è Ugas. Va a cercare una maggiore pressione evidentemente là davanti, fa rifiatare i suoi 2 pivot
È rientrato anche Walex. E quindi possiamo dire che questa è una fase del match dove Silvio Rocia gioca con un 4-0 puro. Nel frattempo si gira bene Chilelli, Pietrangelo intercetta solo per un attimo, alla fine allontana la retroguardia del Ferraro verso Titon. Spingono in rossoblu a cacciare il pari. Jefferson riceve, torna a Titon, deviazione di Sacon, il fallo laterale. Cercato Bavaresco, ancora Sacon, poi Bavaresco si va a prendere la sfera in area per Chilelli col tacco, pallone che è terminato di poco fuori. Ha provato la giocata da fuori classe qui Tiziano Chilelli, che per poco non trovava il colpo del 2-2. Sì, come vedi giocano da 4. Nel frattempo Jefferson a terra, tutto regolare per il direttore di gara. Si continua a giocare, pallone dall'altra parte per la conclusione. Cercata e trovata, qui se non vado errato da Ugas, pallone che è terminato tra le braccia del Ferraro. Chilelli prova a imbucare per Jefferson, pallone deviato da Walex, rimessa laterale rossoblu. Titon viene chiuso molto bene da Sacon, occhio alla controtransizione, Walex, la respinta di Del Ferraro. Tra l'altro, a proposito di roster profondi, sottolineiamo che per la Came finora l'unico che non ha messo piede sul terreno di gioco è stato Perazzetta. Gli altri hanno giocato tutti a proposito di ciò che dicevamo poco fa, che abbiamo ripetuto più volte. La profondità e la qualità del roster a disposizione di Silvio Rocia. Ah sì, ti permette di avere sempre i giocatori freschi, di tenere un livello alto, è quello che ci vuole appunto in questa categoria. Non che la Pirossigeno abbia fatto peggio, perché in realtà gli unici a non aver ancora giocato sono Guga e Paciola. Sì, infatti. Sacon per Walex, ancora Sacon. Sutton prova l'imbucata a cercare Ugas, trova la deviazione di Bavaresco, quindi Titon. Felipigno prova a farsi largo sull'otto di sinistra, qui controlla male Chilelli, sarebbe potuta essere una buona occasione perché Titon tagliava alle spalle, sì, e il marcatore era in ritardo. Si era creata in una piccola porzione di campo un 2 contro 1. Ultimo giro di lancette prima della sirena che sancirà il termine della prima frazione di gioco. Ugas chiuso regolarmente da Bavaresco, che gli strappa il pallone, poi Chilelli per Titon, il miracolo di Lorenzo Pietrangelo, monumentale qui il portiere della nazionale. Una reattività incredibile, incredibile, complimenti davvero. Poco da dire, veramente poco. Su una calciata perfetta, su un tiro di punta da distanza comunque ravvicinata. Nel frattempo ci riprova ancora Titon, pallone deviato, Felipigno nuovamente per il 91. Qua viene fischiato il fallo, voleva il vantaggio tutta la panchina della Pirossigeno Cosenza. Primo fallo della Came. L'inserimento di Ugas è servito a questo, a dare una maggiore pressione sulla prima linea, a pressare forte sul portatore di palla, e poi si abbassa immediatamente per andare in marcatura da ultimo. Titon, pallone di là dove Felipigno è stato perso alla retroguardia. Felipigno, ancora Pietrangelo in corner. Felipigno per Bavaresco, conclusione ribattuta, poi Chilelli trova il gol del 2-2 a 22 secondi dall'intervallo. Tiziano Chilelli riporta tutto in parità e 2-2 al Pala Cosenza. Avete rivisto il replay, avete sentito il rumore del Pala Cosenza. Qui mister, pallone che termina anche un po' a caso. Sì, una palla sporca, bravo calciata male da Bava sul calcio d'angolo, che ha permesso a Chilelli di entrare ed andare a fare il gol del 2-2.
si è fatto trovare pronto. Anche lì forse sulla calciata mi viene da pensare di aver visto anche un rimpallo su palla, lui e un giocatore avversario che sono andati contemporaneamente su palla. Comunque una palla sporca che ha portato al Pirossigeno al pareggio. Bravissimo Chilelli a farsi trovare lì. Termina qui la prima frazione di gioco, termina un bellissimo primo tempo tra Pirossigeno Cosenza e Came Treviso sul punteggio di 2-2. Ai gol di Giapaviere Walex ha risposto la doppietta di Tiziano Chilelli. Per noi è tutto, a tra poco per il secondo tempo di Pirossigeno Cosenza Came Treviso. Travel through realms of space and time. Assembly line frequency as I tap my MPC.
introduce you to my party people in the club. E ringraziamo con un grande applauso gli artisti che si sono esibiti. We Play For You presenta un gol per la nuova iniziativa solidale della Pirossigeno Cosenza. Per ogni gol dei lupi un libro sarà donato ad un'associazione che si occupa di minori. Sport, solidarietà e cultura, il futsal è molto di più di un semplice gioco. Con la lettura coltiviamo insieme il futuro. Siamo pronti per il secondo tempo di Pirossigeno Cosenza, Camere Treviso, fatevi sentire! E rieccoci tornati, amici sportivi, dal Pala Cosenza, tutto pronto per l'inizio della ripresa tra Pirossigeno Cosenza e Camere Treviso. 2-2 il punteggio parziale e ovviamente oltre a Cristian De Nicolo che vi parla c'è sempre mister Giuseppe Alfarano. Bentornato mister. Grazie, grazie. E godiamoci questo secondo tempo. Si riparte dal 2-2, si riparte da una situazione di completo equilibrio nel punteggio ma anche nel gioco in realtà. Sì, due squadre che in questo momento si sono annullate. Una partita molto equilibrata, c'è stata una partenza un po' ad handicap da parte della Pirossigeno, ma la reazione è stata immediata. Pareggio giusto, vedremo sicuramente altri 20 minuti importanti. E probabilmente la partenza ad handicap è quello che ha causato, da un certo punto di vista, che ci ha permesso di vedere un primo tempo così pieno di occasioni da gol, perché chiaramente una partita così equilibrata tra due squadre del genere si risolve, come abbiamo già detto, sui dettagli e quindi anche sui tatticismi. Alla fine l'immediato 2-0 della Camere ha permesso fondamentalmente alla Pirossigeno Cosenza di scoprirsi maggiormente e quindi di creare più occasioni da gol e di allo stesso tempo subire. Ha reagito ad una situazione che la vedeva sotto di 3 sconfitte e di 2 gol dopo pochissimi minuti. Ha reagito bene. Ripeto, partita 20 minuti belli, maschi, bravi anche gli arbitri da questo punto di vista. E vedremo adesso sicuramente questo secondo tempo che sarà sulla stessa falsariga del primo. Pirossigeno Cosenza che infatti inizia la ripresa come aveva terminato la prima frazione, attaccando calcio d'angolo a favore degli uomini di Tuoto. Si incaricherà della battuta Jefferson. Pallone dentro per Marchio che non arriva, spera che termina in fallo laterale. Ne approfittiamo per ricordarvi i quintetti di partenza della ripresa: da un lato del Ferraro Marchio, Titon, Jefferson e Cabeza, dall'altro Pietrangelo, Sacon, Walex, Sutton e Giapa Vieira. Entrambi gli allenatori confermano lo starting 5. Walex, pallone verso Sutton, nuovamente Sacon, Giapa si abbassa e riceve. Walex a cercare di trovare Sacon in profondità, spalle alla porta, chiuso da tutto il quartetto rossoblu che recupera. Del Ferraro rischia l'infrazione di 4 secondi. Nel frattempo c'è il fallo di Walex ai danni di Marchio, secondo fallo della ripresa già della Camere dopo 1 minuto e 35, punizione per i rossoblu. Entra Felippino al posto di Marchio. E in una partita così equilibrata abbiamo visto che il gol dell'1-2 è nato da una palla inattiva. Tutti e due i gol della Pirossigeno sono nati da palla inattiva, da una laterale prima e da un calcio d'angolo poi. A maggior ragione può essere pericoloso, ancora più pericoloso, un calcio di punizione dagli 11 metri. Cabeza e Jefferson sul pallone. Parte Cabeza che calcia, colpisce il muro composto da Walex e Sutton. Del Ferraro a recuperare, quindi Jefferson la lascia lì per Felippino, ancora Jefferson pressato, Giapa lo mette a terra, regolare l'intervento del direttore di gara. Secondo il direttore di gara, l'ultimo tocco però è proprio del pivot in maglia numero 12. Rimessa laterale a favore della Pirossigeno già battuta. Jefferson
in isolamento, cerca Felipigno sulla parallela, lo trova, controllo difettoso da parte del 23 che si porta il pallone al di là della linea bianca. Rientra in campo Marchio, Kame che ha rimesso il pallone in gioco. Giapa la protegge, regolare qui l'intervento di Marchio nei suoi confronti. Occhiataccia del capitano della Kame al direttore di gara. Questi, e poi sorriso questi sarcastico. contatti non li hanno fischiati dall'inizio e non li fischieranno. Nel frattempo qui Cabeza prova ad lanciare, prova ad agganciare il lancio profondo di Del Ferraro, non riuscendo però nel tentativo. Walex per Sacon, imposta la camera al basso, Sutton verso Giapa Vieira, ancora tallonato da Marchio, l'ultimo tocco è del numero 12. Finora partita nella partita tra i due capitani, molto bella, molto accesa, che sta vincendo, che sta vedendo... Sono i due ammoniti. Tra l'altro i due ammoniti, esatto, che sta vedendo forse Marchio prevalere, ma ha visto Giapa Vieira segnare, quindi voglio dire si equivalgono i momenti di superiorità di entrambi. Nel frattempo Sacon, la deviazione proprio del capitano rossoblu in fallo laterale. Qui buco centrale grave lasciato alla Pirossigeno Cosenza, non è finita. Walex ancora per Sacon, calcia Del Ferraro, alza in corner, vola su questa conclusione del numero 89, reduce dalla tripletta di Manfredonia. Ha cercato il quarto gol in 2 partite, ha trovato però un super intervento Leonardo Del Ferraro. Bella calciata, bellissima parata. Tornando al discorso di prima, Marchio nel frattempo ancora battuto, conclusione di Sutton, anzi di Sacon, che ha trovato la deviazione di Del Ferraro e poi il palo, contropiede Tito per Marchio, Pietrangelo miracoloso ancora una volta Lorenzo Pietrangelo, poi Cabeza allontana. Chiude il discorso dicendo che la fisicità, la forza sia di Giapa che di Marchio sono due fisicità esplosive. Quindi. Walex, pallone per Giapa, eccolo di nuovo il mismatch. Ora Sutton, pallone di poco sul fondo, ha provato ad accendersi il croato, anche a lui la qualità sicuramente non manca. Calcio di destro, calcio di sinistro, abbiamo visto un palo poco fa da parte della Kame, una ripartenza da parte della Pirossigeno con una splendida parata di Pietrangelo. Come vedi continuiamo a vedere una bellissima partita. Una bellissima partita che viaggia sui binari dell'equilibrio. Noto che comunque questo inizio da parte della Kame non è più a giocare a 4, ma anche con Giapa stesso si allunga e cercano di verticalizzare rapidamente giocando un 3-1. Palla sul pivot con le transizioni soprattutto opposte da parte di Walex. Del Ferraro, pallone per Titon, quindi Felipigno a puntare Giapa, recupera Giapa su Felipigno, regolare qui l'intervento del numero 22 rossoblu. È una furia Leo Tuoto nei confronti, anzi il numero 23 pardon, nei confronti del proprio giocatore, e allo stesso tempo Giapa è una furia nei confronti del direttore di gara, perché avrebbe voluto il fallo probabilmente con annessa espulsione, in quanto Giapa si trovava praticamente a tu per tu con Del Ferraro. Sutton per Sacon, quindi Walex, Sacon a cercare in profondità proprio il numero 7, tallonato da Titon che protegge l'out. Dicevamo mister, partita che viaggia sui binari dell'equilibrio ma allo stesso tempo non della paura, ed è questo la vera cosa spettacolare del match. Sì, sono due squadre che vogliono vincere. Per vincere devi giocare, devi attaccare e non hanno paura di... Del Ferraro nel frattempo dentro per Titon, chiude Pietrangelo che chiede scusa al numero 91, cenno di intesa tra i due. Concludi mister? Sì, concludo dicendo che effettivamente due squadre che non dimostrano assolutamente paura. Stanno dimostrando invece molta forza fisica, tanta individualità, tanta tecnica individuale, e ne stiamo approfittando noi come pubblico perché ci stiamo divertendo. Ecco, con partite di questo calibro, di questa intensità, sicuramente a vincere siamo sempre noi addetti ai lavori e tutti gli spettatori. Nel frattempo Cabeza messo a terra da Sutton, è una furia il numero 10 con il direttore di gara, vorrebbe anche il cartellino giallo che arriva. Ecco, parlavamo prima degli arbitri mister, qui è successo un qualcosa che personalmente condanno, il fatto che Cabeza abbia chiamato
un cartellino giallo all'arbitro e l'arbitro Ma lo abbia l'arbitro effettivamente dato a Sutton. in questo caso credo che l'arbitro abbia ammonito il giocatore più che altro per la reazione che ha avuto, che è parsa un attimino esagerata, non perché gli è stato chiamato il giallo assolutamente. Se dovesse succedere una cosa del genere ogni partita ci sarebbero quanti ammoniti? Tanti. No, ha ammonito, obiettivamente tanti. ha ammonito per la reazione, per il gesto. Calcio d'angolo a favore della Pirossigeno Cosenza, che prova a spingere a caccia del 3-2. Bavaresco in battuta, pallone fuori, Cabeza controlla il destro, sfera sul fondo. Ci ha provato qui il numero 88. Pietrangelo a rimettere in gioco per Sacon, verticalizza subito a cercare di trovare Del Gaudio. Sì, hanno impostato il gioco sul 3-1 in questo inizio di secondo tempo e lo stanno continuando a fare anche con Del Walex Gaudio. dentro per Sacon che calcia, trova la deviazione di Titon, e per come è partita la Pirossigeno Cosenza Silvio Rogia si è trovato quasi costretto a togliere dal campo Giapaviera, un po' per il nervosismo che stava colpendo il proprio capitano, un po' per le contromisure che ormai aveva preso la retroguardia rossoblù. Nel frattempo Walex a calciare, pallone deviato. Sutton, tallonato da Adornato fallosamente, giusto a mio modo di vedere, punizione Kame. Sutton ha già battuto, Del Gaudio nuovamente per Sutton. Adornato su di lui, raddoppia pure Bavaresco. Sutton con una gran giocata, tunnel ai danni di Adornato, poi allontana Del Ferraro, però lo abbiamo detto in precedenza, lo ripetiamo, forse proprio le qualità di Sutton sono mancate per la Kame nel primo tempo. Ecco, diciamo che la ripresa l'ha iniziata con ben altro piglio il numero 10. Sì, sono d'accordo con te. Un primo tempo, non dico spento, un attimino in ombra da parte di Sutton, che adesso sta facendo vedere, sta dimostrando effettivamente tutte le sue qualità tecniche. Qui anche infrazione di Chilelli e abbiamo un dato opposto rispetto alla prima frazione in cui i falli erano stati solo 4, 3 per i rossoblù, commessi dai rossoblù, 1 dalla Kame, qui sono già 5 dopo 5 minuti. Sì, entriamo a far parte, gli ultimi 15 minuti di gara, dove effettivamente sale un attimino la tensione, Il pallone pesa di più. rimane sempre la voglia da parte di entrambe le squadre di vincere e quindi di conseguenza non si risparmiano. Ricordando che comunque tra 3 giorni saranno entrambe in campo in 2 trasferte complicatissime. Catania per i rossoblù, Eboli per la formazione di Silvio Rogia, che adesso rimetterà in gioco con un fallo laterale. Sacon cerca Del Gaudio ma trova l'intervento di Titon, calcia Titon, deviazione proprio dell'89 in fallo laterale. Si torna dietro da Bavaresco, si allarga Del Ferraro per ricevere. Grande lancio per Titon che prova ad andare sul secondo palo da Adornato, indecisione qui della retroguardia della Kame, che per poco non combina la frittata. A un passo dal gol qui rossoblù. Titon che nel frattempo ha accusato un crampo, rimane a terra con il direttore di gara addirittura ad aiutarlo. Adesso arriva Tiziano Chilelli e poi l'ingresso in campo dei sanitari rossoblù. Splendida giocata da parte di Del Ferraro, con Titon che esce alle spalle del suo marcatore, e anche in questo caso non c'è stato egoismo perché poteva anche provare a calciare e ha messo la palla sul secondo palo, dove comunque l'Adornato era un attimino in ritardo per andare a chiudere la giocata. Tra l'altro qui anche Pietrangelo si è trovato in una situazione complicata, perché si è trovato di fronte a una scelta: se uscire completamente su Titon o rimanere in porta. Alla fine queste palle non sono mai chiare, perché sono palle lanciate al limite dell'aria, un po' dentro un po' fuori, quindi da questo punto di vista capisco anche il dubbio che ha avuto Pietrangelo. Per un portiere sono palle velenose queste. Walex di guida, serve Azzoni che prova ad andare alla conclusione, trova l'intervento di Del Ferraro sul primo palo, attento a chiudere in corner. Di guida fuori per Walex, deviazione di Felipigno sulla conclusione del set. Ecco, sicuramente questi non sono colpi che mancano al numero 7 della Kame, che riceve ora e punta Adornato, passa molto bene Walex, palla di poco sul fondo, a un passo dal 3-2 la Kame Treviso. Ed anche in questo caso, come nelle 2 volte precedenti nel primo tempo, un mancino che dovrebbe puntarti dal lato forte va a giocare sul suo lato debole. 25-56 sul cronometro, 2-2 ancora il punteggio. Walex
vuole puntare Bavaresco, poi va da Azzoni, ancora Walex, Di Guida cerca e trova Del Gaudio, recupero di Felipigno, poi Bavaresco, occhio alla transizione offensiva del rossoblù, determinante ancora una volta Walex, quindi 2 contro 1, Walex e Di Guida, servito Di Guida salta nel Ferrara, anzi no, grande intervento del numero 24. E palla ancora viva, non è finita l'azione. E Kame in possesso, abbiamo visto però un contropiede e poi la controtransizione della Kame, partita bellissima, sbaglia qui Di Guida, si alza il calore del pubblico del Pala Cosenza, entra per la prima volta nel match anche Gustavo De Araujo Guga. Abbiamo rivisto l'azione poco fa nel replay, Guga a battere la rimessa laterale, Bavaresco verso Felipigno, quindi Bavaresco chiuso da Del Gaudio, fallo laterale, Felipigno per Bavaresco che perde palla, occhio al contropiede della Kame, 3 contro 3, Di Guida con calma, pallone ancora per Walex, spera che è terminata di poco sul fondo, pericolosissimo nuovamente il numero 7. Esattamente 1 minuto dopo la precedente conclusione. Dall'altra parte però Cabeza tocca per Felipigno che ripuntava alla conclusione, sfera sul fondo, ha già rimesso in gioco Pietrangelo, controllo di Walex, vorrebbe girarla, trova l'intervento di Bavaresco, quindi Guga, non c'è un attimo di respiro, Bavaresco porta palla di suola, entra in area di rigore, Guga, sfera ancora lì, Bavaresco! Non basta, questa volta il piedone di Pietrangelo l'ha completamente ribaltata, la Pirossigeno Cosenza con il gol, il secondo in campionato di Gustavo Bavaresco, da 0-2 a 3-2 e avanti la Pirossigeno. E sentite il Pala Cosenza esplodere al gol di Gustavo Bavaresco, il gol del 3-2, il gol che completa la rimonta e alla fine mister, intensità altissima, contropiede, controtransizione, La cosa incredibile è che Bavaresco aveva appena chiesto il cambio e c'è stato un contropiede, un altro contropiede, ha dovuto seguire Guga per poi andare a concludere e far gol. Rimonta completata, partita però ancora lunghissima. Del Gaudio viene verso il centro del campo, chiuso da Felipigno, sale anche l'intensità agonistica. Felipigno serve Marchio Spalla alla porta, costretto a girarsi, chiuso da 3 uomini. L'ultimo tocco è quello di Sacon, non per il direttore di gara, rimessa laterale a favore della Kame con Donin in battuta. Sacon verso Del Gaudio, Donin di Guida, Sacon, Del Gaudio, si fa vedere Donin, servito nuovamente all'89. Deviazione di Cabeza con un braccio secondo Silvia Rocia, non per il direttore di gara, parata di Pietrangelo sulla botta dell'88 che poi recupera Guga! Ingenuità clamorosa della Kame Treviso, ne approfitta subito la Pirossigeno Cosenza. In questo caso è stato bravissimo Cabeza che ci ha creduto, ha aggredito il suo avversario, ha recuperato la palla e ha proposto questo assist bellissimo per Guga che doveva semplicemente mettere la palla in rete. 57 secondi sono bastati alla Pirossigeno Cosenza per portarsi dal 2-2 al 4-2, così come alla Kame ne erano bastati 45 nel primo tempo per portarsi dallo 0-0 allo 0-2. È una questione di attimi. Il futsal, che bello il futsal, 4-2 per la Pirossigeno Cosenza. Vedremo la reazione della Kame, già alla conclusione, deviazione di Marchio e del Ferrara evita il corner. Adesso inerzia tutta dalla parte degli uomini di Tuoto, poi del Ferrara lontano, visto che stavano per scadere i 4 secondi a lui utili. Sacon, pallone per Donin, imbucata a cercare di trovare Giapa, quindi Sacon, Giapa fermato da Guga, blocca del Ferraro, poi pallone per Cabeza che la mette giù, la protegge di tacco, poi va da Jefferson, sfera lunga a cercare Guga, intervento
fondamentale qui da parte di Enrico Donin, che nel tentativo di controllare chiude in fallo laterale e impedisce a Guga di agganciare questo pallone. Mister, In questo ne parlavamo- momento mi sembra di vedere due squadre, due sistemi di gioco invertiti, nel senso che è la pirossigeno che fa salire la Camedosson che per ovvi Cabeza! Treviso, che per ovvi motivi deve salire per dare una maggiore pressione e recuperare palla e far gol più rapidamente possibile, e gioca invece di ripartenze, di verticalizzazioni la pirossigeno, andando ad attaccare gli spazi soprattutto con il quarto opposto a palla. Altra parata qui di Pietrangelo sul pivot in maglia 88 del Ferraro. Serve Jefferson, quindi Cabeza la protegge molto bene, spalla alla porta, Cabeza si gira, conclusione ribattuta, in questo caso da parte di Loris di Guida. Sarà ancora corner per i rossoblù, con l'inerzia tutta dalla loro parte. Kame che necessariamente ha bisogno di una reazione. Ovviamente dal punto di vista mentale passare dallo 0-2 al 4-2 non può fare altro che bene, quindi in questo caso ne approfitta la pirossigeno, che dal punto di vista mentale è proprio adrenalina a 1000. Dalla parte opposta però tutto ciò che prima riusciva ai ragazzi di Silvio Rocha, galvanizzati al 2-0, adesso sempre per lo viene stesso a vantaggio. identico motivo, sempre per lo stesso identico motivo. In questo caso anche loro hanno cominciato vincendo 2-0, hanno avuto diverse palle gol e si ritrovano adesso 4-2 ad andare a recuperare a 10 minuti dalla fine. È logico che mentalmente ci può essere un po' di scoramento, ci può essere un po' di fretta, di frenesia, però ancora partita lunghissima, 10 minuti e 25. Metà della seconda frazione, e in questo caso, mister, tu che ne hai vissute tante, è più importante l'essere galvanizzata nella pirossigeno Cosenza oppure l'essere sotto un treno da un certo punto di vista della Kame Treviso, sempre mentalmente parlando? Quale dei due aspetti può essere il più influente in questo momento? Ma sicuramente l'essere positivo da parte dello pirossigeno è il valore aggiunto in questo preciso momento, però sai, basta un niente per cambiare nuovamente l'inerzia della partita. Sicuramente in questo momento dal punto di vista mentale la pirossigeno dimostra di essere più forte. Anche perché, ecco, la Kame sta perdendo dal punto di vista mentale probabilmente quello che dovrebbe essere il suo riferimento, che è Giapa Vieira, in continuazione a colloquio con gli arbitri, che almeno a mio modo di vedere, credo che condividi finora, hanno comunque mantenuto in pugno la partita in maniera ineccepibile. Sì, assolutamente. Sì, può essere pure che in questo momento Giapa si sia fatto portare un attimino fuori dalla partita, nel senso che con la testa pensa un attimino più a protestare anziché rimanere dentro e pensare di recuperare. Ma 10 minuti sono tanti, dovrebbe farsi scivolare tutte le situazioni e pensare semplicemente a fare il suo lavoro, che lo sa fare bene. A fare quello che sa fare gol in realtà. Jefferson alla battuta del fallo laterale, esattamente metà ripresa in questo momento, 4-2 per i rossoblù. Chilelli per Jefferson, quindi Titon vuole puntare Walex. Kame che era andata anche vicina al 3-2 due volte con Walex per poi subire 2 gol in pochi secondi. Chilelli alla conclusione, sfera direttamente in fallo laterale. Nel frattempo è rimasto a terra un giocatore della pirossigeno Cosenza. Dovrebbe essere Tiziano Chilelli, speriamo per lui che chiaramente non sia niente di grave. Ne approfittano le due formazioni per dissetarsi. A colloquio anche Silvio Rocha e Jefferson, con Jefferson che ha qualcosa da ridire al connazionale. Probabilmente si stanno chiarendo sulla situazione di qualche minuto fa, dove c'è stata anche la munizione di Jefferson a metà campo. Jefferson che tra l'altro è diventato il quarto ammonito del match dopo marchio Sudon e Giapa. Ora in questo momento è la pirossigeno che gioca senza pivot. Pirossigeno Dicevo, senza in questo pivot. momento è entrato Felipigno al posto di Chilelli, quindi in questo momento è un 4-0 da parte della pirossigeno senza i due pivot di riferimento. Sudon converge e calcia, deviazione col petto di Jefferson, poi Giapa, si immola Felipigno che vorrebbe la rimessa laterale, che per il direttore di gara è a favore suo. Ecco, in questo caso io credo di essere abbastanza contrario, nel senso che
è stato Felipigno, almeno a mio modo di vedere. L'ultimo a toccare la sfera si è immolato Jefferson, però abbiamo visto all'interno dell'area di rigore sulla conclusione dell'avversario. Determinante l'intervento del numero 23, che può e deve essere un valore aggiunto. Jefferson ha dimostrato di non risparmiarsi assolutamente. Cioè sono 30 minuti di partita e quei minuti in cui lui è stato in campo davvero ha aggredito ogni pallone, ha aggredito e dato su ogni contrasto, su ogni seconda palla. Da questo punto di vista davvero tanta personalità e tanto carattere per il giocatore. Fermo restando che è uno dei casi in cui non siamo noi a dover parlare, ma basta mettere davanti la sua carriera e i suoi numeri per capire di cosa stiamo parlando. E nonostante parlando. tutto sta dimostrando ancora tanta voglia. Nel frattempo lancio precisissimo per Felipigno, che aggancia all'interno dell'area di rigore, costretto poi a uscire sulla pressione di Sacon. Regolare qui l'intervento secondo il direttore di gara. Poi Jefferson calcia, colpisce Marchio che alza la traiettoria, pallone che era diretto in porta, questo di Jefferson. Sacon ha qualcosa da ridire al direttore di gara, ma non c'è un attimo di tregua. Sutton per Walex, 9 alla sirena. Walex punta Marchio, in buca per Giapaviera, quindi Sacon, pallone sul fondo. Probabilmente le due squadre alla prima pausa utile, al primo time out, ne approfitteranno per dissetarsi come non mai, perché stiamo assistendo veramente agli ultimi anche 10 minuti di intensità altissima. Sto notando i giocatori di entrambe le squadre che quando escono sono stremati, sono davvero stremati, quindi vuol dire che stanno dando più di quello che effettivamente si potrebbe dare in una partita del genere. Lasciano tutto sul parquet ed è quello che noi neutrali vogliamo vedere in realtà. Beh, e non ti stai divertendo? Abbastanza. Devo dire che il divertimento quest'oggi sicuramente non sta mancando. Del Ferraro, pallone profondo che rischia di ingannare Pietrangelo, il quale però con un balzo felino recupera. Siamo già dall'altra parte. Giappa per Sutton. Del Ferraro decisivo ancora una volta sulla conclusione del croato. Rimessa laterale Kame, Walex, pallone per Sutton, poi Walex, blocca a terra del Ferraro e rilancia subito per Titon, pallone troppo lungo. Anche qui Titon invita il proprio estremo difensore a mantenere un attimino la calma. Sutton per Walex, pallone che torna al 10, vuole puntare Felipigno, c'è il raddoppio interno di Cabeza, allora Sutton va sull'esterno, Sutton trova la deviazione del 22, poi Cabeza in anticipo su Sacon. La rimessa per la Kame. Sutton, Jefferson adesso su di lui. Sutton viene verso l'interno, quindi Giappa a proteggere. Poi Sutton! Eccolo qui il croato che punge e trova il gol del 4-3 dal nulla. La puntata di Sutton sulla protezione palla di Giappa Vieira. 4-3 a 8-0-3 al termine. Partita ancora apertissima. È bellissima giocata, scarico sul pivot, aggressione dello spazio, suolata la parte di Giappa e calciata di Sutton. Lo abbiamo chiamato a inizio ripresa, mancava proprio lui nel primo tempo, è mancato proprio lui nel primo tempo alla Kame Treviso, ed eccolo trovare il gol del 3-4, il gol che rimette in carreggiata la Kame. E adesso con 8 minuti, quasi 8 minuti da giocare, la partita è non aperta di più. Walex verso Giappa Vieira, quindi Sutton ancora a puntare dal centro per Giappa, giocata analoga a quella precedente, blocca a terra del Ferraro che poi subisce fallo da Giappa. Occhio perché arriva la seconda ammonizione qui per Giappa Vieira, è espulso il capitano della Kame che lascia per 2 minuti in inferiorità i suoi. È una furia qui il numero 12 nei confronti del direttore di gara. Walex che lo va a calmare, anche perché rischia una squalifica piuttosto lunga, non lo contiene nessuno, non riescono a contenerlo. Incontenibile Giappa Vieira, che nel frattempo è stato espulso. Ci prova Marchio, ci prova Walex, ci prova Pietrangelo. Alla fine sono il portiere della nazionale e il numero 7 in maglia azzurra a accompagnarlo verso gli spogliatoi. 7:40 da giocare, Kame che dovrà difendere per 2 minuti con l'uomo in meno.
Ecco, qui Giapa non è rientrato in partita, a proposito del discorso che facevi tu poco fa. Sì, anche se paradossalmente ha preso il secondo giallo per un intervento su Del Ferraro, quindi un intervento di gioco. Un intervento di gioco, esatto, dato probabilmente dalla troppa foga a caccia del pallone. Sì, Un intervento sicuramente il terzo evitabile. gol l'ha rimesso con i piedi per terra, ha capito che la partita ancora si doveva giocare e si poteva giocare, quindi ha preso quella porzione di campo lì al limite dell'area dove i pivot davvero fanno male, però in questo caso una palla sporca che è stata presa da Del Ferraro e lui è intervenuto ugualmente prendendo il secondo giallo. Posso dirti che per quello che abbiamo visto finora, al netto del fatto che ci sono comunque 2 minuti di superiorità numerica in cui la Pirossigeno è una ghiottissima occasione per tornare sul +2, ma la formazione di Tuoto finora ha sofferto più con Del Gaudio in campo che con Giapa, paradossalmente, quindi potrebbe essere, non dico un qualcosa a favore della Came Treviso, No, ma no. sicuramente uno scenario diverso È che sicuramente porta a uno giocare in scenario maniera diverso, non può essere un vantaggio per la Came Treviso non avere in campo Giapa Vieira, soprattutto Questo a 7 sicuramente. minuti dalla fine quando sei sotto di 4-3, cioè parliamo di un terminale offensivo di un certo livello, quindi da questo punto di vista no. Ovviamente per caratteristiche Del Gaudio può essere più pericoloso. sì, la fisicità di Del Gaudio probabilmente può essere più pericolosa. Jefferson calcia, colpisce la traversa. In questa circostanza sono trascorsi 26 secondi dall'espulsione di Giapa Vieira, resta 1 minuto e 34. Came che difende con Sutton e Donin, che in questo caso sono usciti dal campo. Pirossigeno che invece attacca con l'artiglieria pesante. Cabeza, Chilelli, Titon e Jefferson, doppio pivot. Bomber e chiaramente Jefferson che offensivamente ci sa fare, mettiamola così. Titon, pallone per Cabeza, quindi Chilelli, Cabeza, Jefferson, calcia, pallone che termina alto con la deviazione di Pietrangelo, sarà ancora corner. Rientra nuovamente Donin per la Came, insieme a lui Sutton e Walex, anzi Sacon e Walex. Jefferson per Cabeza, a spazio, prova, pallone che è terminato sul fondo con Pietrangelo che ci ha messo la mano, quindi sarà ancora corner. E lo sentite qui, il rumore del Palacosenzia che invoca il gol del 5-3. Un gol che ridarebbe sicuramente ossigeno ai rossoblù. Tornare sul doppio vantaggio sicuramente mentalmente tranquillizzerebbe la Pirossigeno che in questo momento sente addosso il fiato della Came. Vediamo come va a finire questa Cabeza per situazione. Titon, prova a imbucare, interviene Pietrangelo, ancora Titon, Chilelli prova di tacco, non riesce a girarla verso la porta, rimessa Came, rientra in campo Del Gaudio proprio per garantire quella profondità e per far trascorrere secondi in questo caso. Cercano di far trascorrere il tempo giocando sul pivot. Pietrangelo però qui sbaglia, quindi Cabeza 3 contro 2, pallone per Titon, converge verso il centro, chiude proprio Paco Del Gaudio, un fallo laterale. Probabilmente in questo caso è stata sbagliata la scelta da parte di Cabeza, che avrebbe dovuto giocare su Chilelli, piede forte, anziché provare lo scarico opposto. E prima ancora il lancio di Pietrangelo che ha dato il via alla ripartenza rossoblù. Felipigno per Cabeza, Titon dentro per Felipigno che a porta vuota sbaglia un gol clamoroso, sarebbe potuto valere il 5-3. Pallone ora lungo a cercare Del Gaudio che ha il compito di tenerla, l'ha già recuperata Cabeza, quindi Felipigno, Titon, Cabeza, pallone per Jefferson, di là per Felipigno, il recupero di Sacon. E di nuovo in possesso la Pirossigeno Cosenza, ora Titon, vuole puntare Walex, ultimi 23 secondi di superiorità numerica, Jefferson calcia sul secondo, non trova Titon, rientra Sutton per Del Gaudio, rientra Marchio per Jefferson, anzi rientra Bavaresco per Jefferson e Marchio per Chilelli, perché il possesso è della Came e mancano 19 secondi al termine della superiorità per i rossoblù. Di Guida in campo, È un 4 contro anzi 4. no, si è già tornati 4 contro 4. Walex,
pallone per Di Guida, sfera sul fondo. Qui la Pirossigeno non ha sfruttato la superiorità e chissà che questo non possa dare un po' di sicurezza in più alla Kame a caccia del pari. L'aver comunque difeso bene l'inferiorità numerica. Walex per Di Guida, ancora il numero 7. Walex fermato da Titon che mantiene anche il pallone in campo, libero di Lao Tornato, servito forse con un giro di ritardo. Si ritorna a Bavaresco con calma a far girare la sfera. La Pirossigeno Cosenza nuovamente nel Ferraro. 4,50 alla sirena, 4-3 il punteggio. Blocca Pietrangelo in anticipo su Titon. Poi gioca per Donin, quindi Del Gaudio. Walex è partito Del Gaudio sulla parallela Donin, si va da Sutton che imbuca molto bene per Walex, salta nel Ferraro, pallone che poi termina in porta per il 4-4 della Kame Treviso, che l'ha recuperata probabilmente con l'ultima deviazione di Paco Del Gaudio, che realizza il gol del 4-4 quando mancano 4,28. Per la Kame Treviso, signore, numero 9 del Gaudio. Punge ancora Pasquale Del Gaudio, che l'anno scorso qui trovò il gol del 2-2, questa volta trova il 4-4 a 4,28 dal termine. Nel frattempo è rimasta a terra Walex. Come abbiamo detto prima, questa partita non finisce mai. 4 minuti e 28, ci saranno ancora 4 minuti e 28 di intensità, da un +2 per Kame ad un +2 per la Pirossigeno, ad un 4-4 a 4,28 dalla fine. Alla fine pochi sorpassi e controsorpassi, fondamentalmente uno dallo 0-2 al 3-2 che poi è diventato 4-2, ma vedendo il risultato, anche se non ce ne sarebbe bisogno in realtà, vedendo quanto manca, vedendo il ritmo, possiamo dire che questa gara è veramente una gara da 50 e 50. Sì, e al momento ha detto questo, sotto tutti i punti di vista. È una gara da 50 e 50. Due squadre che si stanno equivalendo. Sì, in questo momento potrebbe vincere la Kame come potrebbe vincere Pirossigeno. Saranno 4 minuti imprevedibili, come del resto tutta la partita. Si completano e si annullano a vicenda Pirossigeno e Kame Treviso, ma ciò che conta è che siamo 4-4 e che mancano ancora 4 minuti e 20. Chilelli la perde, poi Sacon prova ad andare da Sutton, recupero di Jefferson, quindi ha tornato, rischia sulla pressione qui da parte di Donin, si torna nel Ferraro. Pirossigeno Cosenza che negli ultimi minuti fa molto affidamento sul proprio estremo difensore. Qui sbaglia Jefferson, quindi Sutton servito da Sacon, sovrapposizione nell'89, chiusura del brasiliano. E in questo caso c'è stata un'incomprensione da parte dei due calcettisti della Pirossigeno, un recupero palla. Sutton per la conclusione di Donin, respinta di Del Ferraro sul primo palo, in corner. Poco meno di 4 sul cronometro del Pala Cosenza. 4-3 il computo dei falli a danno della Kame. Nel frattempo qui Del Ferraro a respingere sulla seconda palla, arriva prima Sacon che prova la conclusione, deviata da Jefferson, pallone sul tetto, rimessa Kame. E vedremo anche a questo punto se uno dei due allenatori voglia provare a vincerla con il power play, e se uno dei due volesse, mister, secondo te chi? In questo momento ti direi nessuno dei due. La partita è talmente bella, talmente intensa, talmente forte di fisicità che nessuno dei due secondo me sta pensando al quinto di movimento. Ovviamente ancora 3:36 alla fine, in questo minuto e mezzo ci dirà qualcosa in più rispetto a questa tua domanda, ma credo che al momento né Rocha né Toto abbiano in mente di giocare con il quinto di movimento. Osservando i movimenti sulle due panchine, direi che tu possa avere anche ragione. Nel frattempo qui si è fatto male ancora una volta Chilelli, ancora crampi per lui. Speriamo chiaramente che non sia nulla di grave, speriamo siano solo crampi. Ecco, momento di pausa per noi, perché abbiamo vissuto veramente un secondo tempo ad un'intensità elevatissima. Guarda i giocatori, momento di pausa pure per loro. Tutti con le mani ai fianchi, quindi vuol dire che davvero hanno dato, dal punto di vista fisico hanno dato tutto.
C'è Jefferson che sta facendo in particolar modo uno sforzo veramente senza senso dal punto di vista fisico, chiaramente. Sì. Devo dire che soprattutto la fase difensiva ho visto i giocatori di entrambe le squadre che non si sono risparmiati per niente. Anche lo stesso Cabezza. Pallone restituito alla Pirossigeno, 3:18 al termine del match, 4-4 il parziale al Palla Cosenza, tutto perfettamente in equilibrio. Jefferson a cercare Cabeza, pallone troppo lungo che termina direttamente al di là della linea bianca laterale. Il fallo laterale appunto sarà a favore della formazione di Silvio Rocia, che rimette il pallone in gioco con Donin, quindi Sacon verso Sutton. Pressione alta dei rossoblù, lancio lungo di Sacon, interviene del Ferraro, allontana Bavaresco, non è finita, Sutton con la finta, ancora Sutton vuole puntare, doppio passo, converge verso il centro, poi del Gaudio, pallone troppo largo per lui, non riesce a tenerla in campo il numero 9 che si lamenta con il croato. Nulla di fatto, possesso Pirossigeno Cosenza, dentro ancora Cuca per Jefferson. Del Ferraro da Bavaresco, quindi Cuca, Bavaresco per Cabeza, la protegge in spalla alla porta, la lascia libera Tornato, conclusione di punta che termina sul fondo senza deviazione. Occhio al contropiede, Pietrangelo ha messo in gioco, Sutton troppo lunga per Sacon, probabilmente avrebbe potuto calciare in porta qui il croato, è stato altruista e ha sprecato questa occasione. È una delle cose che fa benissimo la Came, cioè Pietrangelo immediatamente va a prendere palla e fa ripartire la squadra, ma questo da sempre. Una verticalizzazione pazzesca. Time out chiesto. E forse in questo caso troppa generosità da parte di Sutton. Sì, assolutamente, anche a mio modo di vedere. Time out chiesto da coach Tuoto, 2:35 al termine del match. Vedremo quali saranno le idee dell'allenatore cosentino e di quello trevigiano. Telecamere che vanno a inquadrare prima. Probabilmente in questo momento entrambi i mister stanno dicendo ai ragazzi di continuare a spingere, ma sempre con equilibrio, di tenere un'attenzione alla fase difensiva, lo vediamo nel dettaglio qui Silvio Rocia, per non concedere ripartenze. Quindi sai, siamo sul 4-4 a 2:35 dalla fine. Vuoi vincere la partita, ma allo stesso tempo non vuoi perderla, pensi di non perderla a 2:35 dalla fine, quindi continuiamo a spingere, continuiamo ad attaccare, ma allo stesso tempo concentrati ed equilibrati in fase difensiva. Alla fine mister, mi sbilancio adesso che mancano 2 minuti e 35, indipendentemente da come andrà questo match, probabilmente il pareggio sarebbe il risultato veramente più giusto per ciò che abbiamo visto. Ripeto, l'ho detto prima, lo dico anche adesso, in questo momento il risultato è di 4-4, abbiamo visto una bellissima partita, è un 4-4 che ci può stare, ma nello stesso tempo sia l'una che l'altra dovessero andare a far punti, dovessero andare a vincere la partita, non ruberebbero sicuramente niente. Esatto, se una delle due dovesse vincere non avrebbe rubato nulla, ma l'avversario non avrebbe meritato la sconfitta, mettiamola così. Pietrangelo per Donin, Came che prova a ripartire con le sue ultime forze, Walex, Sacon lungo a cercare Del Gaudio, Adornato, ottima guardia sul 9, Del Ferraro a cercare Cabeza, pallone impreciso qui, poi Pietrangelo, lui gioca corto, Walex per Sacon, ancora a cercare in questo caso Donin, chiude Adornato, Guga la Bavaresco, la mette giù col petto e calcia, trova la deviazione da parte di Walex e il conseguente corner. ...120 secondi esatti alla sirena, situazione completamente in parità, 4-4 al Palla Cosenza. Bavaresco a battere il corner, fermato 2 volte in questo caso da Del Gaudio, la rimessa sarà sua. Pallone per Cabeza che vuole puntare dal basso, ha davanti a sé Walex, Cabeza calcia, trova la deviazione di Donin, il raddoppio, ancora fallo laterale.
Chiaramente la Kame in questo caso va a raddoppiare Cabeza, che è l'uomo più pericoloso in campo. È entrato anche Jefferson per la tornato, servitore il 23, Bavaresco per Jefferson, occhio qui all'errore in impostazione, quindi Del Gaudio con calma da Sakon. Walex sembra non aver fretta la Kame, che vuole rifiatare e creare dal basso. Donin per Walex, quindi Sakon. Donin, interviene Guga regolarmente per il direttore di gara. Pietrangelo da allontanare in fallo laterale, rimessa Pirossigeno Cosenza. 81 i secondi che ci separano dalla sirena. Esce Guga, entra Titon, all in per Leo Tuoto. Cerca di vincere la partita. All in con i suoi uomini offensivamente migliori. Sale anche Del Ferraro, chiamato su da Bavaresco, la vuole giocare col quinto la Pirossigeno Cosenza. Poi torna in porta Del Ferraro, Bavaresco per Titon, ha davanti a sé Walex, pallone giocato ancora per Bavaresco. Cabeza allarga, pallone dentro, sfera che era già terminata al di là della linea bianca. Rimessa a favore della Kame, occhio perché c'è Sutton in maglia nera, in panchina Sutton in maglia nera con la casacca, attenzione. Del Gaudio, tallonato, recupera regolarmente qui la Pirossigeno Cosenza. Regolare anche l'intervento ai danni di Jefferson, 50 secondi alla sirena. Walex ha davanti a sé Titon, quindi Sakon controlla male qui. Rimessa per la Pirossigeno. Bavaresco è salito Del Ferraro, non può entrare Sutton per la Kame. Bavaresco, ultimi 37 secondi, vuole giocarsela fino alla fine la Pirossigeno Cosenza. Jefferson prova l'imbucata, pallone intercettato, poi l'anticipo ai danni di Sakon. Del Gaudio fa su il pallone, recupera regolarmente qui Bavaresco, occhio a Cabeza per Jefferson, pallone corto, quindi Sakon finisce a terra, fischiato fallo. Qui danni di Jefferson, che in realtà si era anche scansato, quindi non so quando questa chiamata possa essere fondata nel frattempo. Ed è entrato Sutton. È entrato Sutton con la maglia a nera. 20 secondi dalla fine. Kame che prova un'unica azione con il power play, presumibilmente l'ultima. 20 secondi per fare 5-4. Sakon, Sutton, scambiano i due, probabilmente i due più esperti in campo. Walex per Sakon, Sutton 10 secondi alla sirena. Walex ancora per Sakon, non c'è spazio. Sutton di guida, vuole provare ora a fondo la Kame, forse tardi. Sakon calcia, pallone sul fondo, termina qui uno spettacolare Pirossigeno Cosenza Kame Treviso, termina 4-4 al doppio vantaggio nella Kame, targato già per Walex. Ha risposto alla doppietta di Chinelli nel primo tempo, poi nella ripresa i rossoblù erano andati a +2 con i gol di Bavaresco e Guga, raggiunti però prima dalla realizzazione di Sutton e poi da quella di Pasquale Del Gaudio. Termina 4-4, l'ho detto mister, lo ribadisco, risultato probabilmente il più giusto che potesse regalarci questo match. Tanto spettacolo, tanta adrenalina, intensità, ma anche qualità tecnica. Partita equilibrata, molto equilibrata, due squadre che volevano entrambe vincere, hanno dimostrato fino alla fine. Risultato giusto probabilmente, anzi sicuramente risultato giusto. Abbiamo visto due squadre vive, due squadre comunque che diranno la loro nel corso del campionato, quindi un punto a testa, va bene così, muovono la classifica, già a testa alla prossima partita. Comunque noi devo dire che abbiamo vissuto 40 minuti di bellissimo spettacolo. 40 minuti di bellissimo spettacolo, quelli tra Pirossigeno Cosenza e Kame Treviso, che chiudono sul punteggio di 4-4. È tutto da parte di Cristian De Nicolò, che vi ringrazia per l'attenzione, anche per Giuseppe Alfarano. Una buona serata a tutti voi appassionati